si vedrà un random nei panni e nelle vesti proprio del cantautore italiano. È proprio una secondo me, Torno a te è proprio una canzone italiana. Un pezzo molto semplice, molto elegante, con un testo semplice ma profondo e che soprattutto, a parere mio, ti rimane in testa. E quindi sì, è un pezzo anche molto rischioso, per tanto le note, tipo diciamo, canto sulle note più alte che riesco a fare fino adesso e sulle più basse che riesco a fare fino adesso. Quindi sono andato molto coraggioso, mi sto facendo un Sanremo molto coraggioso. È un pezzo che, vabbè, non è nato per Sanremo, quindi quando lo scrivevo non avevo idea che potesse finire per a Sanremo questa canzone. È un pezzo che nasce dalla rottura di un piano di mio nonno, della pianola di mio nonno con cui ho scritto praticamente tutti i miei pezzi. Ho approfittato della cosa per acquistarne un'altra e dall'acquisto di quella pianola è nata Torno a te. È un pezzo che, a differenza degli altri, ho suonato io, quindi l'idea è proprio nata da me, dalle mie mani che suonano questa pianola, poi ovviamente è stato risuonato da chi di dovere. Ed è un pezzo sì, che narra la mia prima storia d'amore e invita l'ascoltatore a tornare a vivere la sua vita come il primo amore, come si viveva il primo amore, con quella spensieratezza e godendosi tutte le piccole cose della vita, soprattutto in un momento come questo, dove un po' c'è stato tolto tutto, no? I rapporti umani con le persone, il fatto di andarci a prendere semplicemente un caffè con qualcuno, abbracciarsi in giro così a caso perché si è gasati, no? Io poi sono uno che ama tanto il rapporto umano e spero che quando si potrà tutti andremo a vivere il nostro primo amore. Allora, dietro la cover comunque c'è qualcosa, nel senso che è stato fatto anche per quello, perché io mi sento comunque un bravo ragazzo, fortunato, un po' fuori di testa, quindi un po' un miscuglio, no? Invece per quanto riguarda il pezzo Torno a te, sì, è abbastanza fortuita la cosa, non riprende, diciamo, gli altri due pezzi che poi sono, no? Semplicemente ha un po' l'emotività di quelle due canzoni, quindi si può raggruppare in quella serie di random quello di cuore, no? Quello che un po' ti fa piangere, ecco. Sono due pezzi che abbiamo scelto con tanta cura, ci ho lavorato tanto a entrambe le cose, siamo arrivati alla conclusione che secondo me sono giuste entrambe le canzoni e sono vere, cioè sono cose vere, non abbiamo scelto due canzoni perché sono più belle delle altre, ma semplicemente perché hanno entrambe un messaggio che si lega tanto a me e hanno entrambe delle sonorità che comunque ritengo anche abbastanza mie e che ho potuto lavorare in modo mio, ecco. Se ti devo dire una canzone che mi piace tanto degli ultimi festival, cioè non degli ultimi, del festival e che proprio mi ha accompagnato tanto, è L'essenziale di Marco Mengoni. È un pezzo che mi piace tanto, 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 tantissimo. È bellissimo e ancora oggi mi dà tante emozioni. Invece se ti devo descrivere un ricordo che ho del festival, risale a un paio di anni fa all'esibizione di Rita Pavone, che nonostante comunque la sua età, nonostante il fatto che comunque abbia cantato tardi, spesso e volentieri, tante volte, le sue esibizioni sono state quelle che più mi hanno colpito per la grinta e l'emozione che ci ha messo quella donna. Proprio si vedevano le vene del collo che uscivano da quanto stava dando, capito? A me è una cosa che veramente mi ha segnato, mi ha fatto dire, cavolo, se arrivo al festival io voglio dare questa impressione alle persone che mi guardano, proprio ce la sto mettendo tutta, voglio dare tutto e mi ha colpito ancora di più perché lei comunque è un artista che ha fatto tantissime cose, ha fatto già il suo comunque, ha fatto una grande carriera e vederla ancora lì, su quel palco, con le vene che gli uscivano dal collo, a cantare a squarciagola è una cosa che mi ha toccato molto e me la ricorderò sempre. Il mio sogno in grande, se devo chiudere gli occhi, la prima cosa che mi viene in mente è io che canto in uno stadio. Non dico fare un tour di stadi, però mi piacerebbe anche arrivare a suonare in uno stadio. Quello sarebbe un mio grande sogno. Riempire uno stadio con le persone che mi ascoltano e fare un evento bellissimo dove siamo tutti insieme.